Raccontare attraverso la letteratura 7 diverse realtà territoriali della regione. Il progetto si chiama per l'appunto Luoghi Letterari ed è nato in Sardegna l'anno scorso. In Veneto 7 scrittori saranno ospitati per una settimana in 7 località che ispireranno racconti che saranno raccolti nel libro Luoghi Letterari in Veneto 2023. Abbiamo scelto dei borghi che abbiano delle caratteristiche di particolarità, di bellezza, di legame culturale, identitario, di particolare rapporto col mondo della lettura. Ne abbiamo tanti perché oltre 560 comuni in Veneto, ognuno avrebbe una storia da raccontare. I comuni che saranno presto raggiunti dagli autori per le rispettive residenze letterarie sono Arqua Petrarca, Cibiana di Cadore, Frattapolesine, Foggia Enego, Malcesine, Noale e Sarmede. Attraverso i racconti degli scrittori noi mettiamo in luce quelle che sono le eccellenze, le peculiarità, appunto l'identità anche dei piccoli centri. Quindi il Veneto non è solo Venezia o Verona, ma esiste un mondo nella sconfinata provincia italiana, tutto da scoprire. La settima edizione della Maratona di lettura Il Veneto Legge ha superato il record di partecipanti con 1332 eventi che si sono svolti in tutta la regione, a testimonianza di un territorio dove la propensione alla scrittura e alla lettura rimane molto forte. E anche da un punto di vista delle attività legate al mondo del libro, della lettura e dell'editoria, il Veneto si presenta come una delle regioni più dinamiche in Italia.